Fulvio Testi è quel lungo e largo viale che partendo da Piazzale Istria arriva fino a Cinisello Balsamo. Lungo 6,5 km è uno dei viali più ampi di Milano, 60 metri di larghezza in cui trovano spazio due carreggiate principali al centro, due controviali laterali e due corsie riservate ai tram. Fulvio Testi, oltre ad essere una strada di grande traffico, è un viale dedicato a un poeta, esponente della letteratura barocca del Seicento, nato a Ferrara nell'agosto del 1593. Formatosi sotto i Gesuiti di Modena, approfondì gli studi di filosofia presso le università di Bologna e Ferrara. Grazie al padre, che era un cortigiano al servizio del duca Cesare d'Este, nel 1612 entrò a corte come copista del segretario ducale, distinguendosi fin da subito per il suo temperamento sanguigno e competitivo. L'anno successivo pubblicò a Venezia una prima raccolta di rime che 4 anni più tardi arricchì con liriche e intonazioni dalla marcata impronta patriottica che ripubblicò, forse un po' beffardamente, con una dedica a Carlo Emanuele I di Savoia. Il duca, Cesare d'Este, non la prese particolarmente bene. Non volendo inimicarsi il governatore di Milano, allontanò lo scrittore dalla sua corte, lo fece arrestare e lo mise in esilio. Le cose si sistemarono 9 mesi più tardi, quando Fulvio Testi ritrattò, in parte, ed ottenne la grazia del duca, senza peraltro guastare i rapporti con Carlo Emanuele, che, continuando a vederlo di buon occhio, lo ricompensò con doni ed onorificenze. Due piccioni con una fava, diremmo oggi. Con la salita al trono ducale di Alfonso III, il nostro buon Fulvio venne nominato segretario di Stato e grazie a questo ruolo trattò delicate questioni diplomatiche che gli fecero guadagnare onori e titoli. Disgustato dalla vita di corte, chiese ed ottenne nel 1640, sempre da Francesco d'Este, l'incarico di governatore della Garfagnana, dove si trasferì e dove rimase per altri 2 anni, trascorsi i quali tornò a Modena. Nuovamente al suo posto venne incaricato di alcune missioni, durante le quali allacciò rapporti con ufficiali del governo francese, che una volta scoperti gli costarono la carriera. Nel gennaio del 1646 venne arrestato e nell'agosto dello stesso anno morì. Fulvio Testi, icona del classicismo seicentesco, e anche quel lungo viale trafficato che percorriamo spesso.